Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apertura dedicata a Trieste, la battaglia dei no Green Pass, con da una parte il vertice tra il ministro Patuanelli e il rappresentante del coordinamento 15 ottobre Stefano Puzzer, dall'altro Piazza Unità con centinaia di persone presenti al presidio indetto dallo stesso Puzzer e tra loro molti portuali. Facciamo il punto nel servizio di Davide Vicedomini. Un incontro breve durato pochi minuti, al termine del quale le parti rimangono molto distanti, si è concluso con un nulla di fatto la riunione tra il ministro Stefano Patuanelli e il coordinamento 15 ottobre, rappresentato nell'occasione da Roberto Perga, rappresentante dell'Associazione Interforze Operatori Sicurezza Associati, il medico vicentino Novax Dario Giacomini, la sanitaria triestina Claudia Castellano, alcuni lavoratori portuari, oltre al portavoce del gruppo Stefano Puzzer. Il muro contro muro continua, Patuanelli riferirà al Consiglio dei Ministri martedì dell'incontro. Tutte le parti hanno convenuto sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza, ma il nodo fondamentale per il Comitato, ovvero quello di togliere il Green Pass, oltre che l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoro, rimane irrisolto. La doccia gelata è arrivata infatti dal sottosegretario alla Salute Costa, che ha affermato che la richiesta appare al momento irricevibile. Credo che sia chiaro, riferito Costa, intervenuto a Rai News 24, che da parte nostra c'è la volontà di proseguire su questa strada, anche perché, ha sottolineato, i dati fortunatamente nel nostro paese ci indicano come il percorso tracciato dal governo fino ad oggi abbia portato dei buoni risultati. Da parte sua il Comitato 15 ottobre ha fatto sapere che continuerà nei prossimi giorni con la protesta. E nella serata di ieri la questura di Pordenone ha sanzionato 4 persone che all'interno di una pizzeria di Fontanafredda non erano munite di Green Pass. Tra questi anche il titolare e la moglie risultavano sprovvisti di certificato verde. Gli agenti inoltre hanno accertato come ai clienti seduti all'interno del locale non fosse stato richiesto di esibire e quindi verificare il possesso del Green Pass. Gli agenti hanno così riscontrato la presenza di 2 avventori seduti a un tavolo intenti a cenare senza certificazione. Accertate le violazioni sono scattate 4 multe da 400 euro l'una ai 2 gestori anche per omesso controllo e alla coppia di avventori perché senza appunto certificazione. E assalto alle farmacie per i tamponi, sono più di 110.000 le prenotazioni raggiunte sul portale delle farmacie del Friuli Venezia Giulia, un numero elevato, difficile se non impossibile trovare un presidio libero nei prossimi 10 giorni. Con la nostra piattaforma noi vediamo quotidianamente l'andamento dei tamponi che vengono effettuati dalle farmacie e la cosa che ci preoccupa è che il numero delle prenotazioni che sono state fatte è aumentato in un solo giorno da 109.000 prenotazioni a 117.000. Quindi noi in questo momento abbiamo già nelle nostre richieste 117.000 prenotazioni per i prossimi giorni, quindi un numero elevatissimo. In questo momento il 40% dei tamponi viene fatto in orario che non è l'orario normale della farmacia, questo per diversi motivi. Il primo perché non riusciamo a farlo durante l'orario normale, il secondo perché molto spesso i giorni o gli orari in cui si effettuano i tamponi sono necessariamente quelli per esempio del sabato e della domenica. L'impatto dell'applicazione di questo Green Pass in maniera così dura e anche così vasta ci ha colto onestamente di sorpresa e quindi noi speravamo in una progressione, in una progressività nell'applicazione di questo strumento che consentisse anche al mondo lavorativo di adattarsi con una maggiore flessibilità. I carabinieri della stazione di Polcenigo hanno arrestato un 59enne del posto per reato di rapina aggravata, falso materiale in certificazione, tentata truffa e lesioni aggravate. L'uomo lo scorso 7 ottobre si era presentato nella farmacia del paese, Polcenigo, presentando una ricetta corretta a penna per ottenere 2 scatole di un farmaco per uso inalatorio. La correzione ha subito insospettito il farmacista che ha comunicato al cliente la sua intenzione di contattare il medico curante per i chiarimenti. L'uomo si è subito innervosito e ha cominciato a sferrare pugni al pannello di plexiglass di separazione prima di rubare i farmaci. Raggiunto all'esterno dal titolare della farmacia che gli intimava di restituire i farmaci, infine il 59enne lo ha dapprima spintonato e lo ha colpito con un pugno al volto. Si spostavano in moto e facevano razzia nelle case. I carabinieri di San Daniele del Friuli, supportati dai colleghi della stazione di Codroipo, hanno denunciato per furto
continuativo aggravato in concorso una coppia di nomadi residenti nel Friuli Collinare. I due avevano infatti rubato da 2 abitazioni apparecchiature digitali, monili d'oro, gioielli, orologi e denaro contante per oltre 2.000 euro. Le attività investigative hanno poi consentito di raccogliere ulteriori indizi di colpevolezza per altri 2 tentativi di furto perpetrati a Coseano e danni di 2 abitazioni. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata anche ritenuta nella loro disponibilità e poi sequestrata una moto Honda 600, considerata il veicolo utilizzato dai 2 per compiere i reati. La politica con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io per affermare che Berlusconi è un nome spendibile per il Quirinale. Non è l'unico, ha poi precisato, ma è spendibile perché ha avuto esperienze di governo e questo è molto importante in quanto vede la questione da entrambi i lati. Bisogna scegliere in modo scevro da pregiudizi. Fedriga è intervenuto anche sul PNRR, se le regioni, ha avvisato il governatore, Presidente della Conferenza delle Regioni, non saranno coinvolte, rischiamo un flop e non vorremmo che questa vicenda si trasformasse in un gioco in cui colui il quale rimane con il cerino in mano è quello che si prende le responsabilità. Il Consiglio regionale ieri ha approvato la manovra di assestamento di bilancio da più di 100 milioni di euro tra i capitoli scuola, sanità, fotovoltaico e spunta anche l'Aussacorno. Edilizia scolastica, attività produttive, ambiente, fotovoltaico, salute e istruzione. Coprono diversi campi i 100 milioni di euro dell'assestamento di bilancio autunnale varato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio. Un settore particolarmente corposo è quello dedicato all'Aussacorno, con la rinuncia al credito per 33 milioni. Finalmente mettiamo una pietra tombale sulla situazione attuale che aveva lasciato in stallo quell'area per troppo tempo. Con questa decisione possiamo porre le basi per lo sviluppo di un'area strategica non soltanto per la nostra regione, ma direi senza problemi di smentita per tutto il nord-est. È fondamentale per noi poter inserire queste risorse per attrarre importanti investimenti in un'area strategica collegata al porto. Un pacchetto altrettanto importante è quello legato alla sanità. 30 milioni di euro destinati ai fabbisogni delle aziende sanitarie regionali, ma soprattutto destinati a far fronte a tutta l'emergenza legata alla pandemia e soprattutto a strutturare ancora di più tutto il tema delle vaccinazioni. L'ex Miss Italia Dani Mendez sta calcando i palcoscenici dei teatri di tutta Italia con lo spettacolo Il carro di Dionisio, che domenica farà tappa in Friuli. Appuntamento alle 18 al Teatro della Corte di Esopo per la stagione Eureka 12 di Anatema. Ce ne parla il direttore artistico Luca Ferri. Al Teatro della Corte di Esopo è tutto pronto per ospitare questa sera Dani Mendez con la compagnia di Vito Cesaro per una commedia meravigliosa, una commedia divertente che farà divertire tutta la famiglia, Il carro di Dioniso. Le scenografie sono state montate, gli attori sono arrivati qui al Teatro della Corte, tutto è pronto, aspettiamo solo voi del pubblico che verrete a passare un'ora e di più in compagnia di questa bellissima commedia e vi divertirete insieme a noi. C'è ancora qualche posto disponibile, potete prenotare allo 0432 17 40 499, noi vi aspettiamo per ricominciare insieme questa bella stagione ricca di spettacoli e ricca di eventi, sempre con Anatema Teatro. Appuntamento questa sera alle 20:30 su Telefriuli con la trasmissione con la Fuarce dalla Musica, è il primo di 2 speciali dedicati al Castello di Udine di recente restaurato. 10 artisti rendono omaggio al simbolo del capoluogo friulano attraverso altrettanti videoclip. 10 artisti del territorio rendono omaggio al Castello di Udine, ritornato al suo antico splendore grazie ad un importante intervento di restauro da poco giunto a compimento. Saranno protagonisti di Cun la Fuarce dalla Musiche, trasmissione speciale di Telefriuli in onda sabato 23 ottobre alle 20:30. Lo spunto è offerto dall'Associazione Musicologi, ideatrice di un progetto pensato per valorizzare un luogo simbolo del Friuli ed insieme i talenti musicali del territorio. Saranno proposti in un'anteprima esclusiva 10 videoclip di altrettanti musicisti girati all'esterno e all'interno del castello.
Le immagini, realizzate anche attraverso un drone, mettono in evidenza la minuziosità dell'intervento di restauro che ha interessato le facciate del castello. In studio saranno presenti gli artisti, il presidente dell'Associazione Musicologi Alessandro Tammelleo, l'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolot, rappresentanti della Danieli di Butrio, che ha finanziato l'intervento di recupero, e della ditta esecutrice dei lavori, la Dibetta Giannino di Nimis. Grande festa ieri a Buia per l'argento mondiale di Jonathan Milan, dopo che in un'estate ha vinto un oro olimpico a squadre, un oro europeo individuale e un altro oro mondiale a squadre. Ora la sua frazione Ursinins lo attende per festeggiarlo. Fino a un anno fa non si pensava ad arrivare a questi livelli. Stasera si sperava che Jonathan facesse un piccolo miracolo, però i tempi davano già stamattina vincente Lambi. Eravamo un po' preoccupati perché lui proprio nell'ultima giornata dell'allenamento a Montichiari ci ha chiamato e mi ha detto: mamma, guarda, sono caduto e adesso cosa faccio? Quindi è rientrato a casa da una settimana di allenamento piuttosto intensa, con il morale che quasi quasi si stava abbassando un po', no? Però poi ha cominciato subito a risentire, a riprendere un po' le forze a casa ed è partito con delle buone prospettive. Ha dimostrato di essere stato bravissimo, impegnato e ha cercato fino alla fine di dare il massimo e per noi aveva già vinto. Credo che per tutti noi, qui l'abbiamo visto da bambino con la biciclettina eccetera, io mi sono chiesto ma come li ho visti da bambini questi ragazzi, allora il tempo passa così, siamo diventati noi ormai vecchi e sono diventati dei campioni, no? Io credo che però è giovane e può rifarsi. Jonathan ci regala sempre queste bellissime emozioni, dalla sua giovinezza e soprattutto nella sua determinazione riesce a caricare tutte le generazioni. L'argento va benissimo, non si può vincere tutto al primo giro e quindi aspettiamo questa lunga carriera che si diverta molto e che ci regali ancora tante emozioni. Beh sì, martedì sera verso le 19 chiuderemo la strada qui di fronte e faremo un'altra volta una festa per il nostro eroe che veramente ha portato in alto il nome del paese e della famiglia, e crediamo che sia il minimo festeggiarlo a casa sua, nella sua frazione, tutti assieme martedì sera. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta questa sera alle 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.